della sonnambula. Don Anselmo Tartaglia, nel fargli visita, trova il suo vecchio amico Pulcinella, disperato a causa della strana malattia che ha contratto la moglie Colombina. Ma il povero Pulcinella ignora che Colombina non è affatto malata e che la malattia altro non è che uno stratagemma ordito dalla moglie per mettere alla prova il suo amore verso di lei. Ecco dunque questo sketch simpatico, La sonnambula. Ma vedete un po' che me la capitale. Moglie la Colombina si è infettata con una malattia che manco niente si sa curare. È molto strano, non capisce in questa parte. Io ci sono una cosa, che capite, è cammino tutto strano. Io non so se tu cosa fare, che mi consiglia, se voi mi consigliate, ho capito che mi consiglia. Quindi stanno dicendo, Pulcinella, quel femmine non ci ha capito mai niente nessuno, ma tu, Cristo, amico, e sapete ragione, però io ho trovato un rimedio come gli aveva Colombina. Io avevo sempre ragione. E così non mi contrasto mai, capito? Però anche che ma questa fatta non funziona più questa fatta. Colombina è sempre strana, io se non la fa crescere, io non ferma, perché tempo fa per fare questa cosa, sono stato 2 settimane, con voi che ammalate, che non abbiamo detto, ma non sempre giù, e tu lo dici che facciamo. Noi mi sento che ha suonato una volta, vediamo un po'. Dammi da questa parte, dammi da questa parte, via. Caro Pulcinella, poi mi date un volto. che bella cosa ti vedere, quanto tempo che è passato. E dimmi un po', che conosci tua sorella? Ma non hai capito che sorella non è vecchio? Ti ricordi di cose belle? Quando eravamo giovanotti, tu mi ricordo tu veniva la parola fresca. A me fa schifo la parola fresca. Tu avevi la testa fresca, invece testa. più giovanotto, già mi lasciavi i cosci futurelli. Già mi lasciavi il baffadiello. Caro Pulcinella, io so tutto che ti sei ammoniato. Bravo, sei Colombina. Sì. E dove era la sella? Pulcinella vuol dire quella è molto bella. La verità, io come dovrei essere un po' campanato. Questo ho fatto come l'uomo tracelato. Un poco preoccupato. Sì. Ma che cosa sei là? Sì, una montagnana, Qualcosa ti ha turbato? sì, ho fatto il testo, sì. Sono molto turbato. Vedi che la sapete per giro, noi Pulcinella non lo conosco più a Colombina, che il nato vicino. Non sta bene. Non sta bene. Io mi ricordo a te, il medico cosa dice? Non ti preoccupare, io non puoi scappare. Ma non sono capito. Conosco un criminale. Lui c'ha la puttana e ti la fa la cosa. Hai fatto pure una spigola, non è qui. E quella la fa in carrozza. Non lo voglio dire perché quella là è per la rossa, si può sedere e può morire. Mi faccio i fatti miei, mi faccio i fatti. Ma schifare fuori. Non lo voglio dire. Ma guarda,
vedelo prima, adesso non la guarda io. no, una banda, non ti preoccupare, te la porto domani mattina a mezzogiorno a Piazza Italia. domani mattina a mezzogiorno. A Piazza Italia. Però non lo voglio dire, non lo voglio dire. Ci devo sempre solo. Ma sì. Ma ci va da non lo Allora lì, fa meglio. non la voglio dire. E tutto lì, via. Tutto lì. Tocca la donna. E non lo voglio dire. Allora la voglio dire. Sabbiamo Dio. Tu non hai appena la casa, sento io. Che non ti preoccupare. Se no se domani mattina a Piazza Davanti a mezzogiorno. Ma schifo La schifata qui. non la non la voglio dire. È pericoloso. Non la voglio dire. E non la voglio dire. Perché non me ne conta la mano? No, è che te uccello, guarda che non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Porto domani a mezzogiorno a Piazza Dante la porterò già. Non ti preoccupare. Ma che vai bene. Che schifo sei, vai sempre che schifo sei. Vai, non lo voglio dire, non lo voglio dire. Non potevo morire. Ma io non voglio titoli, devi diventare signore.
basta il suo bello pubblico, Donna Anselmo, Pulcinella e Colombina di Maniera, i fedeli servitori.